Io chiedo solo che legga attentamente tutto bene, che faccia il suo lavoro professionalmente, e lo penso, perché penso che sia così, e che ci dia questo pizzico di luce nella nostra vita che è praticamente spenta. Si rivolge direttamente al GIP di Pordenone, Alain Fragasso, papà di Jessica e zio di Sara, le due ragazze morte sulla 28 il 30 gennaio scorso, travolte dall'auto guidata da Dimitre Traikov, l'imprenditore di origine bulgara, accusato di omicidio stradale pluriaggravato e omissione di soccorso. Per lui in queste ore la Procura della Repubblica ha chiesto formalmente proprio al giudice per le indagini preliminari di disporre il giudizio immediato anche sulla base dell'interrogatorio avvenuto il 9 aprile scorso con il 62enne che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per la procura quindi l'imprenditore viaggiava a circa 180 km all'ora, elemento che insieme con la guida in stato di ebbrezza e all'omesso rispetto della distanza di sicurezza sarebbe la causa dell'incidente, il tutto poi aggravato dall'omissione di soccorso. È tutto chiaro, cioè, anche quando avevo letto la perizia era tutto chiaro, cioè proprio è preciso come ero io, come se fosse stato là con me il perito nell'incidente, cioè è tutto chiaro, cioè io penso che più cristallizzato di così non possa essere. Adesso il GIP ha 5 giorni per emettere il decreto di rinvio o restituire gli atti al PM. Codice di procedura alla mano, il giudizio immediato è un procedimento speciale che porta ad anticipare il dibattimento senza finalità premiali per l'imputato. Questo significa ridurre i tempi del processo, un passo verso quella giustizia tempestiva che i familiari invocano da quella maledetta sera del 30 gennaio. La Jessica e la Sara non torneranno più indietro, però io sto lottando per la giustizia.